Amici sportivi, buon pomeriggio dal Sorbello Stadium di Bisconte e ancora Messana contro Modica, ma stavolta ci sono in palio i 3 punti, nona giornata del campionato di eccellenza nel girone B e gara di cartello al Sorbello Stadium di Bisconte. La Messana si schiera con Ferrara, Deodato, Fragapane, Lemura, Tricamo, Mazzola, Biondo, De Leone, Cannavò, Jesus e Franchi. A disposizione la rosa, Giorgetti, Buonasera, Sottile, De Gaetano, Gargiulo, Gazzè, Ventra e Madia. Risponde il Modica con Romano, Florovalenca, Sessa, Asero, Belluso, Monica, Alioto, Sangare, Insidis, Cappello, Bonato. A disposizione Calabrese, Bonaccorso, Incadasciato, Savasta, Brunetta, Misteri, Torrerossa, Torres e Salvatore. Da una parte il mister e Giuseppe Cosimini, dall'altra e Filippo Ragiti. Fischia il signor Matteo Piazza, sezione di Agrigento, di Agrigento anche l'assistente 1 che è il signor Davide Trovato. Il secondo assistente è Nicola Conticello, sezione di Catania. Attenzione al pallone dentro e arriva la giocata, quella vincente, il Modica in vantaggio. Spera che termina sul palo più lontano dove Alioto riceve e mette subito il risultato in favore della formazione ospite. Avanti ragazzi, mister Raciti, avanti il Modica. Il numero 7 dall'out per De Leon, prova a passare De Leon in aria, riesce a farlo, lo scambio con Cannavò, De Leon, Romano para, che occasione per la Messana, dice che ancora si gioca e allora Mazzola lungo verso Franchi, Mollica la fa passare, non è una grande idea, attenzione a Franchi e Zecchi al Franchi per il pareggio della Messana. Finisce così il primo tempo al Sorbello Stadium di Bisconte, il risultato dice 1-1 tra Messana e Modica. A farsi trascinare dall'entusiasmo della chiusura della prima frazione con De Leon che mette in mezzo, Florovalenca dice no, poi Lemura, il mancino! Salvo Lemura, che bel modo di presentarsi alla Messana e gol, è 2-1. Attenzione a Bonanno, la fa passare Mazzola, l'intervento è falloso per l'arbitro. Romano verso la porta di Ferrara, ma è senza senso, 2-2 con la punizione del portiere del Modica. Verso la porta Lemura, la alza in calcio d'angolo Romano. Parte adesso la traiettoria a uscire per Bonanno che si coordina, dà soltanto l'illusione di un gol pazzesco verso Savasta, vorrebbero il fuorigioco quelli della Messana. Savasta, c'è Ferrara con Lemura, avanza la giocata di Lemura, può provare il tiro, Salvatore Lemura oltre la traversa. E triplice fischio al Sorbello Stadium di Bisconte, il risultato dice 2-3 tra Messana e Modica, rimonta e controrimonta, ma alla fine la spunta la formazione di mister Raciti, è una vittoria pesante, importante, è una